Com'è la situazione lungo Cavi? La situazione è abbastanza seria, devo dire. Ci sono diverse strutture seriamente danneggiate, abbiamo danni che superano il 1,5 milioni di euro e è una mareggiata che abbiamo affrontato che è stata devastante, è stata un evento straordinario che era almeno 30-40 anni che non si vedeva. Ecco, dove sono stati i danni maggiori? La parte mare, chiaramente. Noi abbiamo avuto due tipi di danni, come tutti d'altronde, quelli pubblici che si stimano su circa 100.000 euro più 500.000 dei famosi pennelli che hanno impedito la difesa della sponda, e poi ci sono i danni dei privati che si attestano sui 100.000 euro, sempre poco rispetto a quello dei colleghi sindaci vicini. Diversa cosa sono tutte le realtà imprenditoriali che hanno un'attività che gravita intorno agli interessi del mare, e quelli sono stati davvero fortemente colpiti con una somma complessiva di circa 1.700.000 euro. C'è un problema di tempi e per questo stiamo lavorando per ottenere tutte le semplificazioni, non solo quelle previste in ordinanza di protezione civile che sono molte, ma anche quelle che consentiranno ai balneari di poter operare rapidamente senza perdersi in bolli e cavilli. Dall'altra parte c'è un tema di risorse, ci aspettiamo dal governo gli investimenti promessi, 200 milioni subito come protezione civile e 450 milioni almeno in finanziaria, dove ieri è passato un emendamento importante che potrà essere utilizzato anche per recuperare questi danni. C'è una valutazione di poter, consentire di ampliare la concessione in questo momento in capo ai concessionari sulla capacità di investimento per ripristinare, le strutture, anche perché noi non dobbiamo mai dimenticarci che perdere 6 mesi ora in Liguria evidentemente vuol dire perdere un anno di attività, e per il nostro PIL non ce lo possiamo permettere. È in discussione, speriamo che il governo, da questo punto di vista voglia aprire al dialogo.